Prende un pesce per mangiarlo e poi invece te lo ritrovi lì e pensi che sia possibile trasformarlo in un'immagine che dica di più di quello che è semplicemente il pesce da mangiare. Nel senso che nel momento in cui prendi un oggetto, prendi una cosa del mondo, prendi un'idea, poi attraverso l'esperienza così della pittura, del disegno, lo si rielabora fino a cercare di fare emergere qualcosa di più che è comunque già insito nell'oggetto o nella cosa che si vuole rappresentare. Permane un mistero del perché quell'immagine possa poi magari diventare significante per me e per altri. Ci sono dei giochi di rimando tra quello che appare e quello che è, o quello che sembra essere, o per come sembra apparire agli occhi miei e degli altri. Rappresento non me stesso, ma quello che di me è umano, e dunque i miei sentimenti, le mie intuizioni, i miei pensieri e il mio rapporto con il mondo. Una specie di sublimazione di me, cioè dell'io, in qualcosa di più generico e di più universale. Sono situazioni forse più che simboliche, anche metafisiche, nel senso che diventa un linguaggio quasi filosofico. Il quadro stesso, la tela stessa, diventa a sua volta una specie di specchio o di apertura, di finestra. È un gioco di specchi, è una speculazione, appunto.